Buonasera, ben chiatazza, Gnovis, cole dal monopatin e abbatti in maniere violente il chiafale è successa a Grau. Dula che una femmina di 40 anni si è colata dal Miecia dos Ruedis, battinti il chiaf e finita tiere in viale Italia. La femmina è colata senza l'intromissione di altri veicoli o di altre persone. La tiadude è stata tan violenta, la femmina è stata portata in elicottero all'ospedale di Udin, dove che si chiate tutte come in prognosi riservate. Tragedie al CPR di Gardistia, un cittadino pakistan di 28 anni è entrato dal centro di appena che un'ora e si è chiavata la vita. Non sono anche chiare le motivazioni dal mota, l'ha detto Giovanna Corbatto, garante dai detenuti dal comune di Gardistie, sarà difficile chiappare dentro in futuro. Il CPR è una struttura abominevole, ma la vicenda, e conclude Corbatto, non ha di essi strumentalizzate. Alle secondo suicidi in manco di un anno in strutture di Gardistie. A dicembre un cittadino tunisino si è rilevato la vita in tante carriere in isolamento per Covid. Incidente stradale in A20 contro macchine che per motivi anche modi sclarì de bande de polizie stradali si sono dati squintri tra i svincoli di Vilote e da Ciandecim. Una persona ieri è stata ferita, i sanitari del centro di Sevote le hanno trasportate in ospedale a Pordenone. La viabilità condotta dall'intervento di Autovie Venete e ha patito rallentamenti di scomuzze fuarze, intervenuti anche gli sguardis dal FUC e il soccorso stradale. E è morta in Taidis passati a Padova, età di 80 anni, Gisella Pagano, scrittore, regista, attore, paladine dai diritti civili, per 16 anni, ieri è stata compagna di Loris Fortuna, il parlamentare Furlan pari dell'Ecce sul divorzio. Ieri è ricoverata all'ospedale di Schiavonia per via di una lunghe malattie. Originarie di Milano, dopo la morte di Fortuna, si era trasferite a Est, dove che ha vissuto fin a fin. Una slot machine irregolare, stant che disprivate dal sistema anti-entrate a tutela della legalità dal ZUC e è stata sequestrata da funzionari delle agenzie des accisis, doganis e monopolis. L'apparata al momento del controllo si chiantava in un locale della provincia di Udin. Ai proprietari del slot e all'esercente sarà notificata la sanzione amministrativa di 10.000 euro. Riunione Flum ira Pordenone parascom confcommercio per fare il ponte sui aumenti di prestiti in bollette. Interriunione clamate con urgenza la preoccupazione dei commercianti con la possibilità che le energie chiare porti a serradis e a licenziamenti. Ovin rilevati in nostra investigazione alla sclarit Luca Penna, direttore di Ascom Confcommercio Pordenone, che tanti desse imprese non sanno ciò che a lei da ora succede e ciò che succederà in futuro. E è grande la incertezza su c'è molto poter intervenire al conclude Penna e c'è molto poter ridursi c'è tanto che prima i consumi energetici. La Regione presenterà un ricorso urgente contro la scelta di Varsila di serrare la produzione dall'impianto di San Dorligo de Val. Domani intanto per grande manifestazione di pace poi dai 450 lavoratori a sono spietati più di 6.000 persone, tra che anche il ministro del lavoro Orlando che di mattina attiaterà i lavoratori e i sindacati. Alle 16:30 partirà un gran corteo che si concluderà in place Unità d'Italia. Han confermato Zalla, loro presince, presidente de Regione Massimiliano Fedriga e sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e il vescovo Bonsignor Giampaolo Crepaldi. Sono 467 gli aspiranti medici che ai 6 di settembre parteciperanno alle prove di entrata che l'Università di Udine ha organizzato in sede dai RICS per facoltà di medicina e chirurgia.
140 voti puesti disponibili, con 60 domande di rispondi in 100 minuti. In tutta Italia sono 14.640 studenti che parteciperanno alle prove di entrata. A Trieste gli aspiranti sono 619 per 180 posti, intanto che a Pordenone i candidati sono 204. Il ministro della Cultura slovena ha lasciato questa mattina gli esponenti dei comuni di Gorizia e Nova Gorizia dal palprin stanziamento di 10 milioni di euro in vista di Gorizia 25, ossia di Gorizia e Nova Gorizia, capitale delle culture europeane in tal 2025. Stint Dant News Launch Bande il futuro dal territorio, alla sclarit l'assessor comunale Fabrizio Reti. In gracis de culture ostin creante e attivante prospettivis di sviluppare al concluto Reti a pro dal tessuto economico di tutte le zone. E domani sera in diretta su Telefriuli Lignano ospiterà la finale regionale di Miss Italia. Sarà assegnata la fase di Miss Friuli Vignesi e Giulia. Protagonisti saranno gli fantatis che hanno i vari titoli regionali in diverse selezioni fatte di lungo dall'anno. Sul palco a presentare la serata sarà Michele Cupitò insieme a Paola Rizzotti, titolare delle agenzie Moda Show esclusiviste in Friuli Vignesi e Giulia dal Bol Miss Italia. E anche per Usgnot alle DUT si tornin a Viodi, sempre a 20 e 40. Mandi.